Giornata veneta per il leader del SEL, Sinistra Ecologia e Libertà e candidato per le primarie del PD, con tappa in quella che è considerata la roccaforte della Lega, Treviso. Una Treviso che si prepara alle amministrative con una possibile e probabile ricandidatura di Giancarlo Gentilini, 83 anni, a sindaco, e che Vendola subito bolla così. A volte ritornano. E Vendola, attraverso il candidato Gentilini, analizza quello che per lui è il vano tentativo della Lega Nord di Maroni di ritrovare credibilità tra un elettorato deluso dagli scandali. Tornare alle origini per la Lega sia un modo un po' patetico di non fare i conti con la ferita inferta al proprio elettorato, la caduta di credibilità, la compromissione con il volto più oscuro del potere. Quello che è stato per lungo tempo il cavallo di battaglia della Lega, un sud di tengo famiglia, mafia e uso privato di denaro pubblico, spiega Vendola, di fatto è stato proprio il fondamento attorno al quale è ruotato lo scandalo leghista. Ed oggi? Oggi loro possono ripristinare, diciamo così, tutto il repertorio mitologico delle origini, ma credo che l'innocenza perduta sia fatale per la Lega. Correre a Treviso oggi per il SEL significa portare un radicale cambiamento. Cambiamento per SEL significa politiche urbanistiche legate al riuso del patrimonio edilizio costruito, significa rigenerazione urbana, sostenibilità della mobilità, significa diritti sociali, significa politiche di accoglienza e di inclusione. Una città che vada oltre a Giancarlo Gentilini. Significa una città che non diventi famosa per le battute di Gentilini, ma che diventi famosa per il suo cuore produttivo e per la qualità civile che riesce a esprimere.